Carissimi amici, un abbraccio dal sottoscritto Gianni Amendola a tutti i tifosi del Napoli, a tutti i napoletani nel mondo e naturalmente a tutti coloro che mi seguono sui miei siti. Mamma mia, è che Napoli, un Napoli mondiale, straordinario, fortissimo, bellissimo, un Napoli veramente che ci riempie di orgoglio. Allo stadio Maradona, poker del Napoli contro i vice campioni d'Europa del Liverpool, 4-1. Mamma mia, che goduria, ma soprattutto che partitone! Dopo quel partitone incredibile contro la Lazio, in Champions League il Napoli ci fa veramente orgogliosi dei nostri colori e soprattutto ci rende felici al massimo, perché il calcio è bello proprio per questo, cioè quando meno te l'aspetti la squadra che sulla carta sembra quella più debole invece diventa il Golia della situazione. E questa sera tutti pronosticavano Davide contro Golia, cioè il gigante Liverpool contro il piccolo Napoli, che poi tanto piccolo mica lo è, però così dicevano in mass media. E invece sul campo Davide ha battuto Golia. Che straordinaria partita. Il primo tempo del Napoli per me è stata proprio la partita perfetta. Amici, allora dopo 40 secondi, il solito palo, ogni partita, io mi sono incazzato come una bestia quando quel pallone è andato sul palo, perché sbagliamo, sì, vabbè, si può sbagliare, ma quando va sul palo mi arrabbio perché siamo perseguitati proprio dai pali. Beh, dopo 40 secondi quel palo di Osimhen poteva andare dentro, dopo 40 secondi stavamo 1-0. Poi c'è stata una grande occasione su calcio di rigore fallita da Osimhen, dopo che invece Zelinski l'ha messa dentro. Poi ancora occasioni con Kvaratskhelia che insomma palla e porta l'ha messa tra le braccia del portiere. Insomma, praticamente non voglio esagerare, ma altre 2 reti a favore del Napoli ci stavano, almeno il palo di Osimhen e almeno il calcio di rigore fallito da Osimhen. Ma va bene, va molto bene, va bene così. Questo l'ho detto, non perché poi la partita è sempre 4-1 e finita, l'ho detto proprio per dimostrare quanto meritato è questo risultato pieno del Napoli contro i vice campioni d'Europa. Insomma, un Napoli mondiale, un Napoli stellare, quello che abbiamo visto questa sera. Nel secondo tempo, chiaramente, sul 4-0, il Napoli ha cercato un po' di, ok, adesso questi sono forti, cerchiamo di dominarli un po' in difesa, stiamo attenti a non prendere gol perché questi insomma sono sempre il Liverpool. E quindi il Napoli nel secondo tempo, facendo affidamento al contropiede, ha incominciato a gestire il risultato. C'è stato il gol del Liverpool che, tra parentesi, insieme alla grande parata di Meret, che questa sera veramente è stato bravissimo, poi dopo il gol e la parata di Meret non è che il Liverpool abbia avuto tante occasioni, a parte invece i quattro gol, il Napoli ha avuto sicuramente altre 3-4 palle gol nettissime e quindi questo dimostra veramente il meritatissimo successo del Napoli. Non c'è proprio niente da dire in questa partita, se non altro il Napoli meraviglioso, spettacolare. Per lo scettro del migliore in campo sarei in dubbio tra Lobotka e Anguissa a centrocampo. In difesa invece sia Rachmani che Kim hanno fatto veramente un partitone anche loro. Ma il centrocampo, mamma mia, Lobotka, questo calciatore ogni
partita dimostra sempre di essere sempre più bravo, ma tutta la gara ha sbagliato un solo passaggio. Quando ha cambiato il gioco sulla fascia destra, voleva aprire per Di Lorenzo e invece la palla gliel'ha data un po' più avanti, è andata fuori. Tutta la gara ha sbagliato un pallone Lobotka e Anguissà. Incredibile, mamma mia, veroniche, anticipi, lanci, fortissimo, eppure la rete, straordinario. Mamma mia ragazzi, che Napoli. Ancora quando vedo queste, dopo la partita con la Lazio e dopo questa qui contro il Liverpool, mica abbiamo giocato, non voglio fare nomi per non offendere nessuno, con una squadretta, i vice campioni d'Italia. Dopo la grande gara vista contro la Lazio e questa con il Liverpool, ma come abbiamo fatto a pareggiare con il Lecce? Ok, con la Fiorentina va bene, la Fiorentina ha fatto una grande gara, ma vedete, il Napoli sapete perché ha fatto 4 gol? Un po' come la gara contro la Lazio, quando le squadre giocano a viso aperto, che non mettono il pullman davanti al portiere, il Napoli è irresistibile, avete capito? Quindi le grandi squadre che sono sicuri della loro forza e quindi hanno fiducia come squadra l'uno per l'altro, giocano a viso aperto e il Napoli quando l'avversario gioca a viso aperto gli può veramente fare male e infatti lo ha dimostrato anche oggi. Io lo dico, quest'anno se chi gioca con il Napoli dice ok me la voglio giocare, gioco a viso aperto, signori c'è poco da fare, questo Napoli è irresistibile. Ma poi d'altronde diciamoci la verità, con gli acquisti fatti dal Napoli, a parte le partenze importanti, ma le sostituzioni fatte con chi è andato via, amici, sono veramente straordinari. Il Napoli ha una panchina fortissima. Detto questo, ma vi siete commossi al gol di Simeoni? Lo so, siete anche come me quei tifosi che non possono dimenticare quando Simeone ci diede 3 polpette con la maglia dei Viola e quindi non lo dimentichiamo mai. Ma mo indossa la maglia del Napoli. Lasciamo stare il passato e pensiamo al presente. Vi siete commossi? Io mi sono commosso perché quando un ragazzo arriva a realizzare un sogno, il tatuaggio che lui baciava era quello della Champions, la Champions League e quindi il suo sogno era giocare e fare un gol in Champions League. Farlo dopo pochi minuti che ha sostituito Osimhen e farlo contro una squadra blasonata come il Liverpool è veramente una soddisfazione. Il fatto che poi è argentino, questo a noi napoletani fa ancora più piacere perché abbiamo un debole, grazie a Maradona, proprio per gli argentini e l'Argentina. Detto questo, il migliore in campo, l'ho detto, sì, l'ho detto, Lobotka per me è naturalmente Anguissà, poi voi nei commenti potete dire quello che volete, secondo voi chi è stato il migliore in campo, anche se tutta la squadra del Napoli, in particolare gli 11 titolari del primo tempo sono stati implacabili, irresistibili e mondiali, straordinari. Mi sono proprio divertito nel primo tempo, mi sono, come dire, alzato dalla poltrona proprio orgoglioso di essere un tifoso del Napoli. Naturalmente chi ascolta questo video ed è interista, milanista, romano, sampdoriano, juventino, se è uno sportivo deve ammettere quello che io sto dicendo, cioè che il Napoli veramente ha strameritato questa vittoria e che veramente forse incomincia a far paura a qualcuno in campionato, perché questo Napoli è veramente irresistibile. D'accordo? Bene, benone, benissimo, meglio di così se muore, si dice a Roma, giusto? Bene amici, adesso pensiamo al campionato perché c'è lo Spezia, una squadra che già ci ha dato fastidio qualche volta,
la dobbiamo vincere, perché l'Atalanta, soprattutto Gasperini non può stare al primo posto, mi è proprio antipatico, non lo sopporto. Quindi anche se non ci stiamo noi, ma l'Atalanta al primo posto, cioè Gasperini, non mi va proprio giù. E allora quindi dobbiamo sperare che l'Atalanta si ferma, che noi battiamo lo Spezia e le forze ce le abbiamo per andare al primo posto, magari solitari, magari insieme al Milan, ma l'importante è che spiazziamo Gasperini da quel primo posto. Bene cari amici, sono veramente strafelice come siete felici tutti quanti voi. È andata bene, benissimo, ma anche se sarebbe andata male, perché il Napoli si deve amare e si ama anche quando pareggia, anche quando perde e quando le cose non vanno bene. Quindi, al di là di qualsiasi risultato, sempre e solo Forza Napoli, squadra e città.